Buongiorno a tutti ragazzi, oggi previsioni meteo per 2 dicembre, quindi per lunedì 2 dicembre. Allora partiamo da Valle d'Aosta ragazzi, in Val d'Aosta tempo soleggiato, temperatura più o meno dai 4 ai 10 gradi, quindi un po' freddino, giustamente per il periodo e anche più che normale. Poi ragazzi passiamo al Piemonte. Il Piemonte in effetti come potete vedere è bello pulito pulito, quindi sicuramente le previsioni sono soleggiato, quindi pure su Torino e su tutto il Piemonte è soleggiato. In Lombardia invece sarà un po' nuvoloso come potete vedere, è un po' diciamo così così. Quindi poi il Trentino Alto Adige, anche qui diciamo ci sarà nuvolosità e farà molto freddo. In effetti qua si parte da -1 a +6, quindi diciamo ciao avvocatella, buongiorno. Diciamo che sarà un po' più duro. Poi vediamo il Veneto. In Veneto, sì, sì, in Veneto invece sarà metà e metà, piove e nuvoloso, quindi così così. Poi andiamo a vedere Avvocatella che cosa dice. Allora troviamo il Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia, pioggia. Come si può ben vedere, lo si vede da qui sopra, eccolo qua. Quindi è pioggia. Ciao Samuele. Poi andiamo a scendere ancora, andiamo in Liguria pioggia al 50%, quindi sarà, no, no, è maltempo proprio a Friuli Venezia Giulia, però in serata poi si riprende, poi vedi. Quindi vedete che anche sulla Liguria, ragazzi, il tempo è instabile, quindi piove, nuvole. Quindi diciamo che il nord oggi è un po' particolare. Reggio Emilia leggero piovasco, ma nulla di che, anche se qua fa vedere molto forte, però per tutta la giornata dovrebbe incominciare, diciamo, bello bello, poi si attenua, quindi è una metà e una metà. Allora, poi andiamo, stavolta l'ho fatta a scaletta un po', quindi in Toscana piove ragazzi, questo è poco ma sicuro, si vede anche dalla... E Reggio Emilia la stessa cosa. Poi oggi l'ho fatto un pochino più complesso, come dico io. In Umbria ci sta una leggera nuvolosità, quindi pure qui la temperatura invece è sui 13. Sì, 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 sto facendo, sì, sì, Samuel, risulta che le temperature stanno scendendo già, però a nord la verità è, io mo sto facendo regione per regione proprio per fare una cosa più precisa. Allora, in Abruzzo, ragazzi, il tempo sarà soleggiato, nuvoloso, 4 gradi, 10 gradi, quindi la temperatura, diciamo, è ancora un po' si sta abbassando. Poi passiamo a Molise, Molise, sui, diciamo 14 gradi, quindi stiamo quasi normale per il periodo ed è nuvoloso, quindi ci sono nuvole e sole, è misto, anche se sulla cartina, diciamo, si vede pulito, però a parte la cartina sto prendendo proprio gli spunti proprio da tutti i meteo, quindi in effetti mi ho fatto una bella ricerca stamattina. Sul Lazio è nuvoloso, quindi su Roma, quindi la precipitazione è 3%, quindi credo quasi nulla, e la temperatura è dai 7 ai 10 gradi, pure diciamo a Roma è così così. Poi stiamo scendendo, andiamo in Campania e è nuvoloso. Difatti stamattina pure qua è un tempo scemo, come dico io. Non so se piove e se esce il sole, non si sa, boh. Quindi diciamo che è tutto misto oggi. In Basilicata nuvoloso col sole, per lo più nuvoloso dice, e anche qui stanno a 8 gradi, massimo può arrivare a 13 gradi in giornata, diciamo. Poi c'è la Puglia, ragazzi, dove è nuvolosità, quindi parzialmente nuvoloso, però non dovrebbe piovere perché ci sta una precipitazione del 10%, quindi... No, no, nuvoloso, Samuele. Non è un tempo scemo come dico io. Poi in Calabria, ragazzi, in Calabria 11 gradi, quindi parzialmente nuvoloso, quindi col sole, quindi
come potete vedere è un po' dappertutto quasi nuvoloso, si può dire. In Sicilia dovrebbe stare sempre, sì, per lo più nuvoloso pure qui, eppure qui stanno a 9 gradi, adesso in giornata possono arrivare massimo a 15. Poi ci sta la Sardegna, Sardegna 11 gradi e può arrivare a 20, quindi qua già fa un po' più caldino, però lo stesso da parzialmente nuvoloso, quindi sole e nuvole, quindi un po' tutta l'Italia secondo me oggi non è che... Ed ecco qui abbiamo terminato le regioni ragazzi, quindi diciamo che in tutta l'Italia più o meno la pioggia si vede dov'è, quindi la Liguria, la Toscana, Friuli Venezia Giulia, e sono queste qua come al solito diciamo in nord-nord. Quindi al finale qua ragazzi il tempo vi faccio vedere com'è, così vi rendete conto. Passiamo alla diretta proprio, eccolo qua, vedete? Diciamo è un po' misto. No, qua allora in Friuli Venezia Giulia sopra sì, nevica, sì. Qua no. Qua diciamo che è quasi impossibile, ragazzi. Qua vedete, ci sta nuvola. Invece a nord arriverà la neve anche perché si vedeva dal quello è viola sul PC in effetti tutta diciamo Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige sulle catene montuose ci deve stare la neve perché si vede dalla cartina, quindi non dico in pianura però sulla montagna sicuramente sì, quindi diciamo che tutto il nord sopra le montagne ci deve stare la neve. Qua invece no ragazzi, qua proprio vedete è un tempo strano. Boh. Non lo so, devo vedere Samuele, anche perché su Facebook la verità non è che vado più di tanto, dopo controllo, non lo so. Diciamo che ogni tanto devo vedere nelle richieste perché Facebook la verità pubblico solo il video che faccio e poi non ci vado, la verità. Non è che mi piace tanto, mi sono iscritto da tanti anni fa, però non ci vado quasi mai. Vedete ragazzi, il tempo è proprio... Non è che fa tanto freddo comunque, però è un tempo scemo, come dico io, proprio ti scocci. Speriamo che non viene a piovere. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, quindi le previsioni sono queste qua per la giornata di oggi. E domani comunque ho visto così che dovrebbe essere quasi sereno in tutta l'Italia. Speriamo che la previsione sia giusta perché non la faccio stasera così è più il satellite già ora può darsi che stasera cambia, quindi è meglio aspettare le ultime ore per fare la previsione, così siamo più precisi. Perché vedi, quello mo adesso qui porta bel tempo, è soleggiato e nuvoloso, però vedete, poi al finale mi pare che sta avvenendo la fine del mondo. È successo 2 volte, Samuele, in una decina d'anni più o meno, 2 o 3 volte massimo, ma non di più. 1, 2, 3 volte, in 10 anni più o meno. No, è raro qua proprio, raro, raro, raro. Già se vai ad Avellino, queste zone qua un po' più alte, Napoli, capisci, a salire già. Avellino la fa sempre la neve, eppure perché là è montagna, capisci? Quindi dove sta Elena, di solito la fa la neve, quindi Ariano Irpino, Monteforte, tutte queste zone montuose di Avellino. Oppure devi scendere un altro po' da qua, all'altro lato, e devi andare a Campobasso, Potenza, quindi devi andare in Basilicata e per trovare un po' di neve, queste regioni qua. Ma se no a Salerno, che ne so, Battipaglia, Agropoli, Vietri, ma quando la fa la neve qua mai? Impossibile però. Napoli, già a Napoli è pure un miracolo sul lungomare, è quasi impossibile.
Cioè vedi, mo sta uscendo il sole, mo proprio una giornata come dico io, proprio strana. Quindi diciamo che a Salerno la neve è quasi un miracolo. L'ultima volta l'ha fatta 2 anni fa. Che poi non è che la fa in senso buono, fa una serata, una nottata, poi la mattina già si è sciolta tutto, quindi l'anno scorso pure l'ha fatta, però una cosa di verso sera, la mattina stava ancora la neve a terra e poi è terminato, quindi 24 ore a finale, quindi nulla di che. Non è che fa la neve tipo 2 o 3 giorni, non ci pensate però. Se la fa un giorno, 2 giorni, ma 2 giorni è proprio miracolo miracolo. Vabbè ragazzi, buon inizio settimana a tutti, ci sentiamo più tardi sul canale. Ciao a tutti. Ciao avvocato, ciao Samuel, ciao a tutti.